Bella raga, ciao a tutti, da Okumendo, veneziano. Depressione nel cuore, tristezza, incazzature, voglia di distruggere qualsiasi cosa. E allora a questo punto partiamo con gli europei impossibili. Perché tanto abbiamo perso tutto, ritornerà tutto, ci sarà lo zoccolo, ci sarà le Champions con le leggende, ci sarà tutto quello che volete, ma non adesso. Adesso è tempo solo di incazzarsi e di fare gli europei. Faremo anche gli europei con le squadre ufficiali, cioè con tutti i gironi ufficiali, però intanto io proverei gli europei impossibili e ho scelto come squadra l'Andorra. Io farei casuale, vai e vediamo, non ho visto niente, vediamo cosa propone. Il Kosovo, va bene, informazioni, info competizione. Noi dobbiamo fare un europeo diverso, siamo fatti così. Allora, Olanda, Romania, Kosovo, Andorra, Belgio, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Polonia, Turchia, Finlandia, Lituania, Scozia, Czech Republic, Armenia, Malta, Portogallo, Montenegro, Israele, Liechtenstein, Svezia, nord dell'Irlanda, nord della Macedonia, Arretli, vabbè, Gibilterra, scusate, la pazzia, regna sovrana. Io parto così, me ne fotto dei gironi ufficiali, tanto comunque se non sbaglio ci sono ancora delle squadre che devono qualificarsi per fare i playoff, quindi non abbiamo ancora le certezze matematiche di niente, quindi a questo punto io vado così. E beffo il sistema. Andiamo con Andorra, è chiaro che perderemo il primo, cioè è quasi impossibile passare, ma io ci provo, raga. Vediamo, mi mancano le leggende, dove sono? È bello. Allora, schema di gioco, schema di gioco. Che bello, che bello. Sono qua, sono estasiato da tanta meravigliosità. Ok. Benissimo. Lo stadium va bene. All'Olimpico, vabbè. Aspetta, però ho messo tutto giusto, perché il rendering sì, personalizzata, sì, tutto al 100%, ok, perché ho dovuto installare il gioco ovviamente, porca di quella zoccola. Audio, ah sì, questo me l'ha salvato però, impostazioni, schermo, procede. Ok, perfetto, andiamo, gironi con Andorra, si partono, europei, impossibili. A questo punto torneranno anche i mondiali impossibili, tanto quantomeno quelli posso farli, insomma, il problema sono le leggende, raga, sono le leggende proprio. Adesso mi faccio la canzone, se non sbaglio, di Euro 2008, se non erro, forse era Beh, scusate. Rome. Siamo finalmente collegati. Siamo Spero che collegati con connessione tornati bene a l'Olimpioco. partecipare al Gran Recita del calcio. Benvenuti alla partita inaugurale di questa competizione prestigiosissima. La parata delle migliori compagini d'Europa, la vetrina dei più forti calciatori del continente. Scusate, non Sono sto già mandando passati messaggi. 4 anni, ben 4 anni dall'ultima edizione. No, in realtà no, Anzi, sono più grande 5. l'atmosfera che si respira oggi è valsa la pena di attendere. La la Inizia la una la la grande la festa. la 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 Chi la la ama la. Roma merita. Che bello. Lo Stadio Olimpico è un impianto Vabbè, sportivo ricco di tanto, storia ciao. e varcarne la soglia fa venire davvero i brividi a molti. E si parte, ragazzi, europei E il debutto in impossibili, perché noi non Paliotti amiamo le cose è una possibili. vittoria che tutte e due le Noi squadre vogliamo si quelle auspicano, perché impossibili. così affronteranno al meglio Ho cambiato possibile il anche turno. Una schermata partita perché europea è così. sempre Ho fonte di voluto nervosismo cambiare e di la soddisfazione per telecamera. chi scende in campo. A volte il peso delle aspettative può giocare brutti scherzi, sperando Ta-ta-ta-ra- che questo No, non ci no, impedisca no. di assistere a una gara divertente. Partita già in corso di svolgimento. Vai, raga. Noi siamo l'Andorra, noi siamo Dunque, il rimessa calcio. laterale, Ok. Mark Ribas. passaggio sulla destra. Fernandez. Calcio bailado, ragazzi, all'Olimpico. Calcio bailado, madonna. Sovrapposizione del miglior Cume. La mette in La mette mezzo. in mezzo. Di testa. Non ci voglio credere. E da lì poteva Teoricamente sicuramente passano andare più a anche lungo. Chissà cosa ci qualche aspetta per miglior l'Andorra. terza, non mi ricordo. Questa Forse le potrebbe 4 essere migliori terze, decisiva. boh. Io non sopporto Io sono vecchio stile, cioè nel senso... per carità, anche negli anni... Anche nel 94 per esempio passavano le migliori terze, Probabilmente però mi questa piace sera poteva essere da decisiva. France 98, Cerca la ecco. quassù Da mai dire efficientina, ma gol manca France qualcosa 98. però insomma. Scusate, sono un po' Una pazzo buona oggi. Sono palla, incazzato spazio nero, per ma va cercare il bene. varco. Sono dettagli questi. Fernandez la mette in mezzo, Pericolo. sbaglia tutto. Ma è un'Andorra capace. Mamma mia, un'Andorra degna di Passa nota rimessa con oggi, le eh. mani. Ole! Ole! C'è la palla lunga in avanti. No, no, la cagata, Esempio cagatissima. perfetto di
cagatissima. Impedito di andarsene via palla al piede. E vai che andiamo. Lungo passaggio in avanti. Vai che andiamo. Si distende Andorra, squadra fortissima che ha vinto 3 mondiali nel 27, nel 29 e nel 31, quando ancora i mondiali non erano i 4 anni, e ha vinto gli europei nel 44 e nel 48. Il primo durante anche la seconda guerra è stato bellissimo, è stata una cosa meravigliosa. Alla fine con una bomba Molotov Filtra la palla in profondità. Andorra ha vinto l'europeo, ma questa è un'altra storia. Cross in mezzo. Sulla palla interrompe l'azione. Vai raga. Ludovic Clemente. No ma ragazzi, questa Andorra è la squadra da battere a mio parere, Cioè guardate la classe, la perfezione. Fuori gioco forse? No. Mamma mia, questi giocano peggio dei cioccolatai. No, no. La. Bellissimo, vai Mark. Vai Mark. Mark contro tutti. Mark contro tutti. Ma che tiro è? Credo che debba aggiustare un po' la mira. Ma la conclusione è stata deludente. Vabbè, inizio di girone comunque neanche negativo in realtà, perché fondamentalmente siamo 0-0. Comunque il Kosovo, cioè, rispetto a noi, è tipo il Brasile. Scodella in avanti. Oh, attenzione, roba nostra, ma noi siamo l'Andorra. 0-0 all'Olimpico tra Andorra e Kosovo, europei impossibili, lo ricordo se qualcuno si lamenta che non esistono sti gironi. Hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Fin qui è stato un La 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 la. da parte La 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 la. non ha permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Noi vogliamo l'impossibile. Troppo facile giocare con i gironi veri, che faremo, lo faremo ragazzi, assolutamente, come ho sempre fatto. Però volevo partire in maniera diversa, visto che tutto il mondo starà postando i gironi ufficiali, e io sinceramente Credo che porteranno no, a casa la vittoria. perché il Cume va controcorrente, un po' come il salmone. Ma che è stato un mio soprannome, anche visto che sono ghiotto di salmone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Mamma mia. Recuperano il possesso del pallone. Non c'era spazio. Oh, ce la stiamo giocando però. Iniezione di energia proveniente da Entra Selina. Quali saranno gli effetti sulla E soccazzico Selina. Chiaramente ho messo la smoke patch nuova, ma chiaramente mancano delle cose, mancano gli stadi, mancano altri volti, manca lo scoreboard ufficiale della Champions, dell'Europa League, tutte cose che andrò a rimettere, ho già salvate chiaramente perché ho previsto tutto, quindi ho tutto salvato. Quando si potrà tornare a fare la Champions impossibile, queste cose qua. È chiaro che ci saranno molte leggende in più, vi avviso, ce ne saranno molte di più. E dopo sarà quello definitivo. È chiaro che purtroppo il fatto che adesso devo capire, non so se voi ne sapete più di me su questo, se questo sarà l'ultimo vero aggiornamento di PES, se ce ne saranno altri, perché finché non ho la sicurezza che non ci sarà più un aggiornamento invasivo, per me è impossibile, non posso farlo 50 volte ragazzi, cioè già devo creare minimo 50 giocatori, cioè mi viene già da piangere. Attenzione Martinez! Non ci credo, lo stavo... Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminato. Non ci voglio credere. Un pallone fantastico. Stavo regalando il The Dream. Sfruttarlo meglio. Prova a velocizzare il gioco con la Stavo regalando il The Dream. Siamo sfigati però attenzione, bellissimo. Madonna che Andorra, però sì, non è una buona squadra pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Lancio lungo del portiere. Bravissimo. Clemente è un po' il nostro fenomeno. No, qua ho provato una cosa un po' Grande impossibile. intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Mamma, per poco. Mamma mia ragazzi, San Nicolas che ha vinto il pallone d'oro nel 33. Gol segnato adesso.
significherebbe una vittoria quasi sicura. Il Kosovo che ha fatto un cappellone acuto. E qua c'è il gol, me lo sento. Beh, vincere con Andorra la prima sarebbe il The Dream, veramente. Vales. L'ago della bilancia potrebbe pendere. L'ago della bilancia. Non si stanno risparmiando sforzi. No, che no, no, la beffa atroce. No, l'atroce, no, Ma no, ma il primo porco Diaz di tiro. Sognavano dall'inizio. Ma lo domina, non ci credo. Fuori così, era importantissimo il pareggio. L'ha sentito. Ma andate a fare in Compiuto di puro culo, istinto, va. trovando l'angolo Sì, giusto. ok. Si Pazzesco. comincia dall'1-0. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non ho parole, un punto importante che per il terzo... guarda, sto zitto che è meglio perché... Non ho parole. Non ho parole. Cominciano bene gli europei impossibili. Dominato con una squadra scarsa e va a fare sul primo tiro in assoluto. Che cesso di merda, ma andate a farvelo mettere in quel posto. Scusate ragazzi, ma sapete il mio canale non è politicamente corretto, ma... Non c'è più spazio per errori. Eccoci qua Luca. Ma Allora, che merda. Sì, bravi, beh, ormai. Va bene, Romania Andorra, stessa bandiera, quindi vinco io. Non c'ho parole, ragazzi, non c'ho parole, però. Veramente, la cosa più indegna che abbia mai visto in un campo di calcio. Veramente. Ma veramente. Va bene, andiamoci a marcia, poi calcio d'inizio. la squadra è rimasta sbigottita di fronte alla sconfitta subita nella partita inaugurale. Vai. Un risultato che l'allenatore ha attribuito al nervosismo. Sia come sia, Vai ragazzi, spacchiamo tutto. Disperato bisogno di vincere. Ogni altro risultato metterebbe in realtà a serio rischio la loro permanenza nella competizione. Oggi quindi hanno bisogno di una prestazione superlativa, di togliersi di dosso paure e indecisione. Occhio. Bravissimo, mamma mia. Mamma mia, ma questa Andorra è meravigliosa. Dovremmo essere primi con 600 punti, invece siamo ultimi. Con 0, scusate, ragazzi, lo sfogo comendiano, però... Allora, perdiamo la serie di PES stupenda, tutte le leggende. Giochiamo bene, perdiamo con un tiro in porta. Cioè, non lo so. Vara? Jordi? Tira! Non ci... No, ma ragazzi, ma gioca bene sta squadra, eh. Il livello è sempre lo stesso, difficoltà ovviamente. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Faremo solo 3 partite, per carità di Dio. I commenti ragazzi della prossima. Aspetto i commenti. E se volete girone... Anzi, decidete voi se volete girone ufficiali o così impossibili. E passa. Ed ecco il cross. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Cercherà di metterla in mezzo. Dai. E va a colpire di testa. Tatarusano ragazzi. Comunque sono strasoddisfatto di come sto giocando. Siamo contro la Romania di Gheorghe anche, del piccolo Agi. Nuovo padrone di tutto. Perché Agi è il padrone di tutto. No! Stanno correndo rischi davvero inutili. Sì, telecronaca è sempre uguale comunque. Mamma mia, oh Caressa. La Romania sta Romania. entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spunta sulle fasce. Bello. L'avanzata degli esterni avversari. No. Li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Dai che vinciamo, lo Esatto, bravo. so. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile. Con il risultato Questa la vince... di limitare i crossi No. uniformemente agli attaccanti avversari. Ottima pressione la sua. Vai Vales. Quanto vale Vales? Quanto vale Vales? Prova il tiro. Mamma mia. Conclusione sul fondo. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Vai. No, ma dominiamo noi, prenderemo il gol al 90°, ma...
decide di sfruttare la fascia. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vai Vales. Ecco il filtrante. Bello. Sta Romania. Ricordo la Romania dei tempi d'oro, che bella squadra. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Vai. Vai Rodriguez. Il direttore di gara interrompe l'azione. Hanno paura ragazzi. Calcio da fermo. Ha paura sta Romania di questa Andorra che fa un calcio bailado. E qua potevamo far di meglio, ma la recupera. Fisico, e conquista il pallone. Serve Van Nistelrooy ragazzi, devo mettere Rud all'Andorra. E il primo tempo finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte in gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari Scusate. di creare chiare occasioni da gol. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Vai. Inizia adesso il secondo tempo. Finora la partita è a secco di gol. Vai Rodriguez, vai Rodri. Trovare la via della rete. Bravo. Entra in area. Sì, ok. Ma vincere è questo, è proprio con l'Olanda che cioè, che abbiamo vinto anche i mondiali impossibili. Chiaramente non c'è la maglia storica perché non, cioè, stiamo facendo gli europei comunque 2020. Prova a cambiare la È giusto situazione. tenere le maglie ufficiali. Però ce l'abbiamo con Kosovo meritavamo un punto. Recuperano il possesso Almeno. del pallone. Con la Romania idem. Non dico la vittoria perché sarai stronzo, ma Siamo ancora sullo 0-0. Luca, credi che questa situazione di stallo sia destinata a durare? Penso di no. Gli avversari secondo me devono vincere questa partita, quindi presto proveranno a cambiare ritmo e affondare il colpo. ecco, bello. Questo potevamo anche evitarlo, sto errore, eh. Vales. Vai Jordi. No, così, no, così. Che cagatissima. Il cagatissimo. Mamma mia, no. No, vabbè, fanno apposta, però niente. Ecco, queste sono le cose che odio. Apposta il giocatore non va sulla palla perché non devo segnare. Il portiere la calcia. Va bene, va bene, va bene. Come è sempre più polemico ormai. Ma non me ne va dritta una. La mette in Tra avanti. Football Manager. Cerca di lanciare il compagno. Lancia il compagno in profondità. Riesce ad intercettare. Sto meritando comunque Controllo. minimo il pareggio. Sicuramente non di perdere che Madonna. Adesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Entra Sapunaro, allora perderemo con Sapu. Vai Jordi. Ottima pressione. allo My schermo. God. Palla recuperata. Gioca con un pallone lungo. No, guarda la palla si ferma. Guarda, rimbalzo perfetto. Riceve un pallone. Rimbalzo perfetto. E sì. No, no, non è vero. Non è vero, non è vero. Pochissimo tempo da giocare. La palla si è fermata per darle... Vabbè. Benissimo la Che situazione. bello. Ha depositato il pallone in rete. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio Fuori dall'europeo così. Tutta l'azione è stata Meritando 2 calcio. punti. E il risultato si Che sblocca, schifo 1-0. di merda, guarda, Hanno veramente messo sti un po', bastardi. se lo meritano. Ora non devono mollare E la più Konami, veramente, gli voglio un bene meraviglioso. Botta! Attenzione. Non ci credo, me l'ha presa. No, sei un porco. No, sei un porco di merda, sei. E avevo anche l'occasione di far gol. Non ci voglio credere, ma non ci voglio credere. Ma io veramente non ho parole. meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Questa è la presentazione degli europei impossibili del culo. Bene. Dai, dai stronzo. Qui David la toglie dalla Non palla. può averla presa.
No, non può averla... No, no. E con il fischio finale finisce purtroppo la loro partecipazione al torneo. È finita malissimo. Vabbè, a fare in culo. Ultima partita per salutare tutti. Pazzesco, 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 pazzesco. Bella questa maglia, bella. Non ho parole. Che bello uscire così. Signore e signori, silenzio. Non so che dire, Fioi. Seduti, si alza il sipario. Un caloroso benvenuto a gran varietà del calcio. Vabbè, dai, ci siamo presentati così con l'eliminazione del primo turno, ma almeno, come si dice, abbiamo spunti per bestemmiare contro il DLC Euro 2020. Aspetto sempre i vostri consigli, le vostre, come si dice, i suggerimenti per la squadra e se volete gironi ufficiali o gironi fittizi. E niente, un abbraccio a tutti. Questa la vinceremo. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questo Poi non pensavo di essere già fuori comunque. Passano anche le migliori terze, quindi scusa. Cioè, con 3 punti mi sembra impossibile che a priori sono fuori. Boh. Secondo me Kevin Strootman, un giocatore solido, Aia. di grande sostanza. Carità, non vincerò mai, però. Efficace nei tackle, ma allo stesso tempo Rodriguez. ha una grande visione di gioco. Dai, cerchiamo di fare almeno un punto, proviamoci, bravi. Ma questa squadra è una buona squadra, non so come sia possibile, lo ammetto. Senza dubbio. Ecco il tiro. Cioè, gioca bene, facciamo tiri in porta, azioni. È che non... boh. Perché si era venuta a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Strootman, il suo pallone. Strootman. Scodella il può colpire. Mamma mia. Non è riuscito a trovare il gol. Davvero ottima l'azione. Non è mica sempre Natale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Stanno facendo muovere molto verso l'esterno gli attaccanti, ma non sono sicuro che sia la mossa corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Beh, l'Olanda è forte, ragazzi. Con l'Olanda ci sta anche di perdere di goleada. Guarda. Adesso ne abbiamo il culo. La palla ha superato la linea di fondo campo, si ripartirà con una rimessa del portiere. Ah, pensavo nella deviazione anche nostra, dopo nel rimpallo. Niente, bene. Comunque l'Andorra esce veramente la testa altissima a mio parere. Bravissimo Vieira. Bello. Mamma mia, che bene che giochiamo. Con un attaccante un po' più decente sarebbe tutta un'altra storia a mio parere. Scatta verso il pallone. Elegante. Madonna, cosa ha fatto Babel? Van Aanholt che svolge, questa è la nostra Olanda, cazzo. È la nostra Nederland. E c'è una palla filtrante. Solo che manca l'attaccante. L'Olanda comunque non ha attaccanti devastanti come negli anni d'oro. Il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Palla in avanti verso il compagno. Bello. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Peccato che con 2 punti ce la giocavamo, Vai Clemente. Credo che sono lentissimi, quello sì, Rubio. La gioca sulla destra. Cerca spazio. Van Aanholt è più veloce. Sarebbe bellissimo fare un gol. 0-0 come sempre, 3-0-0 consecutivi nel primo tempo.
Stiamo parlando di Andorra. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister Ottimo. caricheranno le molle degli attaccanti. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda Peccato, è Virgilio, ragazzi. Finora la partita Con era Virgilio non solitaria, passi. nessuna delle due squadre Ma che è sbaglia? riuscita a trovare la via del Ma guarda che hanno paura, hanno paura. Tutte le squadre hanno paura di questa Andorra comunque, eh. Strootman, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Contro la nostra Olanda che ha vinto il mondiale impossibile. Incredibile. È in ottimo Bello. tiro. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi. E anche Brutto nel sto dominio passaggio. della Strootman, Vai Garcia. il turbo. Scatta verso il pallone. Buono. Bella per cerca il tiro. Va bene, va benissimo, va benissimo, va benissimo, ragazzi. Opportunità di La ripartire. stima che ho nei confronti di Lungo questa passaggio. squadra è abnorme. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Scatta verso il pallone. Prosegue nella sua corsa. Cerca il numero. Può crossare in aria. Occhio. E la prende Rodriguez. E l'arbitro assegna un calcio. No, basta, basta, basta. Fallo inesistente. Virgilio. Brutto questo traversone, non sfrutta proprio il movimento di Virgilio, Due sostituzioni. Esce Giorgino, entra avrà il Dero. compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Allarga il gioco a destra. Qua ha preteso una cosa un po' impossibile. Sicuramente in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Virgil van Dijk. Tocco morbido. Ultimo assedio in cerca del Dai, gol. cerchiamo di pareggiare con l'Olanda, sarebbe bellissimo. Strootman. Cerca di lanciare il compagno. Si fa trovare sulla Bravo. traiettoria e sventa un'azione. Rimpallo, vabbè, non ci ha sfavorito, già questo è importante. Bravissimi. Contropiedone. Un pressing che non definirei Ah, come gioca asfissiante. Andorra. Attenzione! Cercano di mantenere le distanze Mamma mia. in velocità dietro il Mamma Una mia. buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. La gioca lunga sulla fascia opposta. Olanda, pensa, sto pareggiando anche con l'Olanda. Incredibile. Le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che aggiunge Ti prego, sicuramente teniamola qualcosa in però. più da davanti. Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Teniamola. De Jong. No, adesso ti prego. No, adesso. La conclusione. Mamma mia. Sceglie di battere gol. Beckman. Buono. Vabbè, chiudiamo con un punto grandissimo proprio contro l'Olanda. Quindi la squadra ha fatto il suo, assolutamente. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. No, beh, io penso che anche con 3 punti no, era proprio impossibile, assolutamente. Vabbè, siamo usciti, ma con onore, vediamo chi vince. Ha vinto il Belgium contro la Turchia, molto good. Gol, vabbè, Chic già impossibile, e Darida. Va bene ragazzi, sono il comandante veneziano, aspetto commenti per la prossima squadra
ai prossimi gironi. Ciao!